questo punto passiamo la parola a Giancarla Milan, presidente dell'Associazione Agorà Terza Età Protagonista, che inizia a livello pratico operativo proprio questa seconda sessione parlandoci e raccontandoci l'importanza della cultura della longevità attiva all'interno del progetto. Grazie Giancarla. No, microfono. Mi sentite? Ok. Allora, buongiorno a tutti. Vorrei iniziare con le parole che il professor Angelo Ferro, visto che l'ha nominato anche il professor Toso, aveva racchiuso in un suo lontano pensiero. Fin quando il tuo cuore e il tuo animo ricevono messaggi di bellezza, di gioia, di vita, sia dall'ambiente, sia dall'uomo, sia dall'infinito, tu sarai giovane. Un pensiero meraviglioso e pieno di speranza, ma una parte di questi messaggi avevano bisogno di un aiuto per arrivare a destinazione. All'inizio del terzo millennio iniziava la nostra sfida con i primi corsi di terza età protagonista. Avevamo a nostro favore il dono della vita e quindi la straordinaria capacità di incontrarci con gli altri, anche con gli svantaggiati che vedevano intorno a noi, perché lo svantaggio era colmabile da una condivisione. Non potevamo cambiare certe realtà, ma potevamo cambiare i cuori. Uomini e donne di diversa cultura ed esperienza lavorativa che attraverso un percorso di formazione condotto da abili professionisti venivamo aiutati ad invecchiare, a riprogettare una nuova vita di interessi, di mutuo aiuto, di voglia di uscire di casa per combattere la solitudine, per non cadere nella grave malattia della depressione, per riacquistare quella voglia di vivere che credevamo di aver perduto. Era nata l'associazione Agorà Terza Età Protagonista con degli spazi tutti suoi dove si respirava un'aria di serenità, di complicità, di riflessione, di scambio di opinioni e di idee, di appuntamenti per il giorno successivo per creare e coinvolgere quante più persone possibili. E poi erano arrivati i corsi di Nonni del Cuore che ci avrebbero permesso di fare attività intergenerazionali sentendoci più sicuri con bambini e adolescenti da 0 a 14 anni. Esperienze indimenticabili di approccio tra nonni e bambini nelle attività che si svolgono essenzialmente al centro infanzia, al Museo del Giocattolo con la trasmissione di tradizioni e mestieri e al Pistodromo in cui attività educativa e movimento si integrano, quest'ultime realizzate in modo strutturato anche grazie a questo progetto. Emozioni e sentimenti che si intrecciano donando l'uno all'altro qualcosa di sé. E poi ancora grandi collaborazioni con varie università italiane e straniere per lo sviluppo di progetti Erasmus Plus in Europa e negli Stati Uniti, alcuni con coinvolgimento di ragazzi delle scuole superiori. Esperienze di scambio di visite e di insegnamenti, confronto con gli anziani di altri paesi, formazioni con professori universitari di pedagogia, informatica, lingue straniere, pubblicazioni di testi scientifici da parte di ricercatori che per lungo tempo hanno monitorato il nostro crescere verso una longevità attiva e piena di risorse. Un paio di anni fa è nato il percorso di formazione protagonisti di relazioni generative, che ha sostituito l'ormai obsoleto percorso di terza età protagonista, un percorso innovativo e realizzato grazie al supporto del progetto di Regione Veneto. I pensionati di oggi sono certamente più evoluti, hanno svolto un lavoro utilizzando il computer, si scambiano messaggi con lo smartphone, utilizzano Facebook per vedere o far vedere dove vanno e cosa fanno. Conoscono anche perfettamente che l'aumento della popolazione over 65 ha capovolto la piramide intergenerazionale, ma non sanno ancora di essere anche loro fragili, come tutti coloro che si ritrovano ad affrontare una nuova vita diversa dalla precedente, con dei bisogni legati alla nuova identità di anziano, alla salute fisica, agli aspetti sociali, alla paura della solitudine, dell'impoverimento economico, della perdita di affetti, del non sentirsi più utili, della mancanza di relazioni. Ecco l'importanza di un percorso di formazione come il PRG, dove impari innanzitutto a stare bene con te stesso e con gli altri, dove esperti e professionisti ti insegnano come affrontare la vecchiaia con serenità e senza traumi, proponendoti lezioni su tematiche che vanno
dal cucinarti un piatto dietetico alla videoconferenze sulle varie piattaforme, dalla conoscenza dei servizi sociosanitari alla lezioni di musica, dalla sessualità all'attività motoria, dalla solidarietà all'aiuto reciproco. Un'esperienza di gruppo costruita anche grazie al coinvolgimento attivo di alcuni soci che diventano testimonial di conoscenze e che fornisce capacità e lo stimolo per diventare tu stesso promotore e generatore di relazioni. Un percorso che promuove quindi un invecchiamento attivo, generativo ed organizzativo e che può far emergere specifiche abilità e passioni utili per diventare punti di riferimento ed organizzatori del benessere comune. La situazione di lockdown della scorsa primavera è stata vissuta sicuramente in modo personale da ognuno di noi. Abbiamo sofferto tutti per questo isolamento e distanziamento per cui siamo stati privati di quel benessere fisico e psicologico per la mancanza di una carezza e di un contatto umano. Ma so che tutti i soci di Agorà non si sono mai sentiti soli per avere attivato tra di loro piccole reti di comunicazione e di sostegno reciproco, aiutando per quanto possibile anche amici, conoscenti e vicini di casa più fragili e con maggiori bisogni. Tutti hanno supportato la ricerca in vari progetti proposti dalle università con cui siamo soliti collaborare, rispondendo a questionari o partecipando a delle interviste o videoconferenze. Senza questi percorsi di formazione e senza un incoraggiamento al dialogo e alla solidarietà, senza aver raggiunto la consapevolezza di noi stessi e delle nuove modalità di relazioni, pochi di noi sarebbero stati in grado di sentirsi autonomi e liberi di trovare una forma alternativa in un momento così difficile. Potrei concludere ritornando al pensiero iniziale del professor Ferro. Noi longevi attivi ci sentiamo giovani, avendo il nostro cuore, il nostro animo ricevuto in tutti questi anni messaggi di gioia, di bellezza, di vita da tanti uomini e donne come noi, da tanti bambini e da tanti giovani, camminando insieme per un aiuto reciproco e per offrirci ai più fragili, per divulgare la nostra cultura di longevità e risorsa, per raccomandare ai giovani di avere fiducia nel futuro e di non avere paura.